Vesalio, Monreale, Barracamanna, il 65% delle transazioni è targato Tecnocard. Mutuo, regolarità dell'immobile, certificazione energetica, assistenza notarile, ristrutturazione. Da noi il tuo immobile è chiave in mano. Dal terreno su cui fare casa alla villa dei sogni. Non solo vendita, locazione, acquisto programmato e rintubato. E se stai pensando di vendere, la soluzione è nel nostro ufficio. Noi garantiamo certezza. Amici di Directa Sport, buon pomeriggio dal Palasport di Saduchessa Cagliari. Allora il CUS Cagliari va a caccia della salvezza nel turno play-out, ospitando quest'oggi tra le mura amiche la Carpedil Salerno, formazione che ha concluso il proprio campionato, il girone B nel campionato di Serie A2 con sole 3 vittorie in 24 incontri disputati. Non sicuramente uno score lusinghiero, ma ci sarà da faticare quest'oggi per Alesiani e compagni per aggiudicarsi questa gara 1. Ricordiamo serie al meglio delle 3 partite, che dunque stabilirà quale tra queste due formazioni potrà disputare anche il prossimo campionato in A2. La partita che è iniziata, il CUS Cagliari che ora prende il centro dell'area con Alesiani, errore, Bungaite conquista il rimbalzo, riesce a dare fuori all'indirizzo di Riccardi da 3 punti, Riccardi corto a rimpalzo, ancora il CUS che giganteggia con Niola, poi il tiro da sotto sbagliato da Bungaite, ma c'è anche il fallo sulla giocatrice lituana che dunque potrà andare in lunetta con 2 tiri liberi. Bungaite che è in quintetto dunque per il CUS assieme ad Alesiani, Riccardi, Dettori e Niola. Dall'altra parte Salerno invece schiera Dimitri Zolfanelli, assentato Meschi e Kenny, errore col primo libero. Allora per Bungaite ancora una chance a cronometro fermo, il secondo trova maggior fortuna, 1-0 il punteggio allora al Palacus, mentre prova a rispondere Salerno con l'iniziativa dal palleggio, poi il passaggio consegnato all'esterno dove c'è la numero 23 Sara Kenny, l'iniziativa personale con canestro realizzato da parte di Zolfanelli che è anche la miglior realizzatrice di squadra della Carpedil Salerno, classe 98, sta viaggiando a 11 punti di media, permette dunque alla compagine campana di passare avanti nel punteggio per 2-1. Dall'altra parte il CUS con Niola in punta, buona la partenza dopo la finta di Dettori, costretta a dar fuori prima per Riccardi, poi per Alesiani, corto il suo tiro da 3 punti, poi si allacciano a rimbalzo Bungaite e la numero 14 di Salerno, si tratta di Giorgia, assentato il fallo della giocatrice del CUS e questa è la segnalazione arbitrale, allora rimessa dal fondo per Salerno in vantaggio. Salerno formazione molto giovane, basti pensare che la giocatrice più esperta è una classe 96, dunque spazio al settore giovanile. Tra l'altro un'altra curiosità, ovviamente sono permessi tutti i debiti scongiuri ai sostenitori del CUS Cagliari. Lo scorso anno Carpedil Salerno sconfitta in finale play-out da un'altra formazione sarda, in quel caso si trattava del San Salvatore Selargius, che ebbe la meglio grazie a una grande Anna Lussu in quella serie finale, capitano del San Salvatore che trascinò le compagne alla salvezza. Intanto prosegue questo inizio di partita con mani piuttosto fredde da parte del CUS, che non riesce a trovare la via del canestro nemmeno in questa circostanza. Allora il punteggio che rimane di 2-1 in favore di Salerno, mentre attacca dal palleggio Meschi il pallone poi per l'irlandese Sara Kenny, pericolosa anche col tiro dalla media distanza, qui però non è fortunata. Passaggio d'apertura per Federica Alesiani che già dall'altra parte attende l'arrivo di Riccardi che mette palla per terra, poi osserva il taglio di Bungaite, tiro in allontanamento, ancora sfortunata la giocatrice lituana, cercata tantissimo in questo inizio di partita, a vantaggio di centimetri contro la sua diretta avversaria, può cercare di sfruttare dunque questo fatto a suo favore. Palla in punta per assentato, poi c'è Zolfanelli, la sfera che circola ora all'indirizzo di Dimitri che cerca la partenza in palleggio, leggermente in ritardo la sua marcatrice con lo scivolamento difensivo. Allora fischiato il fallo che permetterà a Salerno di rimanere in zona offensiva. La vedete, la palestra di Saduchessa piuttosto colma quest'oggi di tifosi, c'è bisogno del sostegno degli appassionati cagliaritani per mantenere un'altra squadra cagliaritana, un'altra squadra sarda nel campionato di Serie A2 femminile dopo la retrocessione purtroppo della Mercedes Alghero. Virtus Cagliari e San Salvatore che invece non hanno avuto grossi problemi nel
guadagnare la salvezza e che si mangiano abbastanza le mani per non essere riusciti a guadagnare una posizione playoff. Intanto avete assistito a una azione molto ben congegnata nell'attacco del Cus, non coronata però ancora da un canestro. Ora ci pensa Rachele Niola, che trova una gran linea di penetrazione, con la mano sinistra appoggia al vetro il canestro che permette al Cus di passare davanti sul 3-2. Attacca la formazione salernitana dall'altra parte con Demitri in punta. Zolfanelli riceve il passaggio della compagna, lavora sul blocco di Assentato e poi gran stoppata qui di Riccardi, ma getta alle ortiche la possibilità di andare in contropiede il Cus. Allora cerca il crossover dall'altra parte Demitri, si va in punta dove c'è Meschi, il pick and roll con Assentato che ora riceve in post basso, prova a sfidare Riccardi nell'1 contro 1, errore per la giocatrice della Carpedilo. Allora stavolta il rimbalzo conquistato con grande tranquillità dal Cus, che già dall'altra parte chiamato lo schema maglia da parte di Alesiani, che lavora ancora dal palleggio. Riccardi ha tanto spazio per questo tiro dall'angolo, ancora un errore, un po' contratto l'inizio di partita da parte del Cus. Si sente ovviamente il peso di questa partita così decisiva in chiave salvezza. Errore dall'altra parte anche per Salerno, Kenny protagonista in questa circostanza. Il Cus che ora prova a capitalizzare in vantaggio di una lunghezza, lo ricordiamo, la formazione di Federico Sciascia. Alesiani attende il blocco di Bungaite, poi spara da 3 punti, la sua conclusione è lunga, rimbalzo conquistato ora da Meschi e poi arriva la palla persa da Salerno e dunque il Cus può tornare in zona d'attacco. Percentuali piuttosto basse in questo inizio di partita. Il Cus che però è presente, ha dato dei segnali interessanti dal punto di vista dell'energia, manca appunto soltanto la precisione. Ora la palla che va in post per Riccardi, gran movimento qui di Elena Riccardi, ma nemmeno in questa circostanza il Cus riesce a trovare la via del canestro. Allora Salerno è dall'altra parte, già perso però il pallone con Riccardi, che era rimasta lì. Il taglio di Dettori che riceve pur con qualche problema, poi cercato lo scarico sotto, interessante nelle intenzioni per Bungaite, un po' lenta l'esecuzione. Allora Salerno riesce ad arrivare sul pallone in angolo, Kenny spara da 3 punti, un tiro cortissimo che si spegne in maniera pesante sul primo ferro, abbastanza scariche le gambe della giocatrice irlandese per questa conclusione. Poi Dettori dopo la step back, ancora un errore, si sbaglia davvero tantissimo in questo inizio di gara. Mani fredde, pallone pesante, era del resto nelle previsioni. Attacca Salerno con il consegnato per la numero 14, anzi la numero 23 Sara Kenny, poi tiro dalla lunga sbagliato. Alesiani sul pallone vagante, Niola prova ad accelerare il ritmo delle operazioni, la finta, poi gran scarico per Bungaite e finalmente arriva il canestro per il Cus, che dunque può allungare sul 5-2 più 3 in questo inizio di partita sulla Carpedil Salerno. Gara 1 importante come sempre per indirizzare le serie. Allora il Cus quest'oggi si gioca la possibilità di chiudere i giochi salvezza già la prossima settimana sul campo proprio della Carpedil. Ora lanciata in contropiede, 2 facili per Elena Riccardi. Allora arriva il time out in campo chiamato da coach Roberto Russo. Sette a 2 più 5 Cus Cagliari, 4 minuti 12 secondi al termine del primo quarto, rimessa dal fondo per Salerno, già eseguita con Zolfanelli che ora prova a portare palla in zona d'attacco, anzi si trattava di Meschi. Ora Kenny sulla pressione della neoentrata nelle file del Cus, si tratta di Jennifer Bertucci. Ora Zolfanelli cerca un tiro dopo la finta, secondo ferro anche per lei. Alesiani recupera il pallone, dall'altra parte c'è Niola che dà un'occhiata all'indirizzo di Dettori, poi palla dentro ancora per Bungaite che segna e subisce il fallo, potrà andare in lunetta con il tiro libero supplementare. Ancora il Cus che ora ha innestato le marce alte, più 7, 9 a 2 il punteggio. Preoccupato in panchina ancora una volta coach Roberto Russo, tecnico della Carpedil Salerno, che già in precedenza ha chiamato time out per sistemare qualcosa nella propria difesa. La difesa su Bungaite in particolare non è stata granché in questo inizio di partita. Bungaite che con la sua esperienza, con la sua fisicità può assolutamente indirizzare questo incontro. Libero supplementare mandato a segno dalla lituana ex Palermo. Allora il Cus che
allunga ancora, stavolta più 8, 10-2 il punteggio al Palasport di Saduchessa in questa gara 1 del play-out tra le universitarie e la Carpedil Salerno, ultima classificata nel girone B del campionato di Serie A2 femminile di basket, ricordiamo con 3 sole vittorie su 24 incontri disputati. Qui l'iniziativa personale da parte di Kenny non un granché, e allora il Cus che attacca ancora con Alesiani, Bertucci, poi palla oltre l'arco per un'altra neoentrata come Giulia Lai. Alesiani torna in punta, il blocco di Bungaite, poi la palla fuori che circola ancora sul perimetro. Il Cus sta per scadere il cronometro dei 24, Alesiani si mette in proprio, non trova fortuna, l'ultima a toccare a rimbalzo è stata proprio Bungaite e dunque si riprenderà con una rimessa dal fondo in favore della Carpedil Salerno già eseguita. Il pallone che ora viene gestito in zona d'attacco da Arianna Meschi, che è la seconda miglior realizzatrice di Salerno, vanta anche delle esperienze alla Lavezzini Parma in Serie A1, poi tiro da 3 punti, stavolta a segno per Salerno che finalmente riesce a sbloccarsi da quota 2, accorcia sul meno 5, 10-5 il punteggio qui al Palasport di Saduchessa. Alesiani che lavora ancora sul blocco, stavolta di Bertucci, strada spianata verso il canestro, 2 realizzati con gran rapidità, così come nelle caratteristiche di Federica Alesiani, che chiedeva anche un fallo nell'ultima circostanza, non accontentata dal duo arbitrale. Siamo ormai nelle battute conclusive del primo quarto di gioco, errore dalla lunga ancora per Salerno, primo quarto che è scivolato via abbastanza velocemente con buoni ritmi, tanti errori inizio partita, ma ora le squadre stanno trovando anche maggior fluidità in zona offensiva. Vedete il Cus che si crea qui un buon tiro con il pick and pop, si completa, tripla per Bertucci, non fortunata ma buon tiro preso in questa circostanza dal Cus, che ora deve difendere, serrare le fila appunto in zona difensiva contro l'iniziativa di Zolfanelli che serve in angolo. Kenny, buona la marcatura, anzi si tratta della numero 7 Alessia Dimitri che realizza un gran canestro, la finta, poi il giro sul perno, 2 punti di ottima fattura che permettono a Salerno di rimanere incollato a quota meno 5, 12-7 il punteggio. Attacca il Cus con l'iniziativa dal palleggio di Alesiani in angolo, Lai prova a mettere palla per terra, cerca poi una linea di passaggio, la trova all'indirizzo di Bungaite, tantissimo spazio in angolo per Bertucci, battezzata allo scadere dei 24 secondi, non fortunata la giocatrice spezzina. Allora riparte Salerno con Zolfanelli fronte a canestro, ora c'è Kenny che rifiuta il tiro, si va da Zolfanelli che vuole giocare il pick and roll con la compagna di squadra in canotta numero 3, si tratta di Camille Sescute se non ho visto male. Intanto fischio arbitrale, altra interruzione della partita, ci sono dei cambi, in precedenza il fallo era stato commesso dalla numero 11 Alice, o meglio la giocatrice che era andata a bloccare era la numero 11 Alice Ceccardi, e ora il gioco che riprende con il possesso gestito dal Cus. Alesiani, ora Niola dal palleggio, si lavora per la ricezione, spalle a canestro da parte di Riccardi che prende il centro dell'area, passo d'incrocio, Bertucci invitata ancora una volta al tiro, stavolta mano morbida per Jennifer Bertucci, più 7 Cus, 14-7 il punteggio, cerca di indirizzare fin da subito la gara sui propri binari la squadra universitaria, errore dalla lunga distanza ancora per Kenny, non un granché questo suo primo quarto che sta per concludersi, tripla anche per Riccardi, ancora non fortunata Elena Riccardi, poi si lotta sul pallone vacante, a rimbalzo il fallo che è stato commesso, vediamo da chi, probabilmente da Rachele Niola, come sempre molto generosa in questo genere di situazioni. Qui però il fallo lo ha commesso lei, è pronto anche un cambio nelle fila del Cus, se non vediamo male c'è Alesiani che è pronto a tornare sul parquet proprio al posto di Rachele Niola in questo ultimo scorcio di primo quarto. Salerno prova a prendere l'ultimo tiro qui con Meschi, poi palla per Kenny, ennesima tripla del suo primo quarto, ancora un errore, Lai si butta sul pallone, altrettanto fa Alesiani, e poi chiamata di palla contesa con la sfera che verrà assegnata al Cus Cagliari. Alesiani attacca dal palleggio, il Cus che può prendere allora l'ultimo tiro del primo quarto, lo fa Alesiani, corta però
la sua conclusione. Allora, dopo i primi 10 minuti di gioco al Palasport di Saduchessa, davanti c'è il Cus con il punteggio di 14-7 in questa gara 1 dei playout salvezza. Tutto pronto per l'inizio del secondo quarto di gioco a Saduchessa tra Cus Cagliari e Carpedil Salerno +7 per la formazione universitaria dopo i primi 10 minuti di gioco. Un primo quarto sostanzialmente controllato dalle universitarie, anche se a inizio gara per qualche minuto Salerno ha mantenuto la testa dell'incontro, sfruttando soprattutto l'imprecisione al tiro di Riccardi e compagni. Ora riparte proprio Salerno con l'irlandese Kenny, una delle giocatrici più temute alla vigilia, che però finora ha tirato malissimo anche lei dal campo. Ora palla sotto per la giocatrice molto fisicata in canotta numero 11 Alicia Ceccardi, che però non riesce a realizzare il lay-up da sotto canestro dal palleggio. Riccardi tiene il contatto, va a realizzare il punto del 16-7 in favore del Cus Cagliari. Ora non si completa questa ricezione ancora da parte di Ceccardi, palla persa ora banale per Salerno, che rischia di perdere contatto dalla partita già dalle primissime battute. Rimesso in gioco il pallone, allora il Cus prova ad approfittarne ancora con lo schema maglia chiamato da Federica Lesiani. Esce, si fa vedere Lai, poi il pallone che circola ancora sul perimetro per Dettori. Riccardi consigliato ancora per Lai, vorrebbe palla. Riccardi che poi gioca a un alto passo con Bungaite, classico tiro in allontanamento dopo il giro sul perno da parte di Julita Bungaite. Allora 18-7 +11, massimo vantaggio nella partita per il Cus, che ora corre decisamente. Zolfanelli, miglior realizzatrice, lo ricordiamo, di Salerno, serve fuori dall'arco la compagna Meschi, che però non va a segno con la tripla, anzi si trattava di Demitri in questa circostanza. Poi altro fischio arbitrale, stavolta per punire la difesa su Lai. Dunque Cus ancora in attacco, fischio arbitrale, ci sono dei cambi in particolare dalle parti di Salerno con proprio Demitri, autrice dell'ultimo tiro da 3 punti che esce, anzi non è lei a uscire, a lasciare il campo. Al numero 3 Camille Sescute, questo è l'avvicendamento scelto da coach Roberto Russo, mentre la sfida rinizia con Alesiani che ha servito Dettori, il giro sul perno, passo d'incrocio, infrazione di passi, anzi no, c'è il fallo su Angela Dettori, brava nell'andare a prendersi questa iniziativa appunto dal palleggio. Vantaggio di esperienza in diversi elementi, ma direi anche di talento, oltre che di determinazione in queste primissime battute della partita in favore del Cus Cagliari. Dominio incontrastato che continua per la formazione in canotta bianca, 2 su 2 per Dettori, 20-7. Allora dopo una fase di sterilità offensiva iniziale, il Cus che aveva comunque attaccato bene pur non riuscendo a trovare la via del canestro, ora sta trovando anche i punti, +13, e questa è la situazione del punteggio quando siamo nel corso delle battute iniziali del secondo quarto di gioco. Qui palla rubata facilmente, linea di passaggio telefonatissima, però Riccardi decide di perdonare questo errore da parte di Salerno, divorandosi il canestro. Stavolta Kenny ci ha provato ancora dalla lunga distanza, sempre peggio col tiro dalla lunga l'irlandese, anche se il Cus a sua volta non riesce ad approfittarne subito perché c'è un fischio arbitrale, un fallo su Alesiani che ha subito un colpo sul volto, allora non è riuscita a far partire la transizione. Si ripartirà con una rimessa dal fondo, qualcosa da segnalare agli ufficiali di campo, e dunque rimessa che sta per arrivare con Alesiani che riceve e Salerno che allunga, seppur in maniera molto timida, la difesa. Alesiani presa in consegna da Zolfanelli, lavora ancora dal palleggio, c'è poi Bungaite che dà un'occhiata al taglio di Lai, non può ricevere, Lai a rischio anche la ricezione di Riccardi, perde palla il Cus e allora la nuova entrata Sescute cerca una soluzione in zona d'attacco per Salerno. È interessante il taglio di Kenny che però non può ricevere, ora qualche problema per Demitri che torna da Sescute, mano destra, lo scarico fuori, creato lo spazio, il vantaggio per il tiro da 3 punti comodo che Zolfanelli però sbaglia, errore poi anche da sotto. Riccardi in qualche modo riesce a servire Lai che porta ordine nell'attacco
del Cus, l'hai invitata al tiro da 3 punti, lo prende senza troppi problemi, anche se non riesce a realizzare, può comunque prendere questo genere di conclusione. Giulia Lai, giocatrice che, lo ricordiamo, è arrivata stagione in corso nelle fila nel Cus dopo una parentesi al San Salvatore Serargius. Intanto riesce a sbloccarsi all'interno di questo secondo quarto la Carpedil con questo tiro dalla media distanza mandato a segno, tiro che vale il -11, 20-9 il punteggio, mentre attacca ancora il Cus in punta con Laia Lesiani sul blocco di Bungaite, mano sinistra, ha la visuale aperta per il tiro, preferisce però andare da Bungaite che sfrutta da far suo il mismatch con Zolfanelli. 22-9, Cus che non accenna ad arrestare allora la propria corsa, sta attaccando anche con intelligenza i vantaggi in zona d'attacco la formazione allenata da coach Federico Sciascia, che ora deve difendere su questa azione dal palleggio di Zolfanelli. Ancora un errore per Zolfanelli, anche sfortunata in alcuni frangenti di questo incontro. Pallone congelato ora dal Cus con Alesiani che ha chiamato lo schema Sale Bungaite, pronta a bloccare, riceve invece la lituana oltre l'arco, attende l'arrivo dall'altra parte di Bertucci, poi il pallone ribaltato per Alesiani, lo scarico comodo per Bungaite con il Cus che era andato ad attaccare in sovrannumero, canestro con fallo per Bungaite e il secondo potenziale gioco da 3 punti della lituana in questa partita. 24-9, cambio con Lai che esce e Niola che entra per il Cus, tiro dalla lunetta per Julita Bungaite che può allungare, allora lo fa sul 25-9, partita e punteggio che sta assumendo davvero dei contorni direi abbastanza difficili per la Carpedil Salerno, che qui sparacchia un pallone riuscendo pure in qualche modo a trovare Kenny, che è brava in questa circostanza ad appoggiarsi al vetro per i 2 punti del 25-11, -14 Carpedil Salerno. Il lavoro dal palleggio da parte di Alesiani, poi oltre l'arco c'è Riccardi, Bertucci dal palleggio, presa in consegna da Sescute, chiude il palleggio, preferisce poi tornare da Riccardi, il consegnato non semplice all'indirizzo di Niola, pescata dentro Bungaite in angolo, Bertucci ancora invitata al tiro dalla difesa di Salerno. Si tratta di una scelta ben precisa questa da parte di coach russo. Intanto lotta a rimbalzo che vede ancora Salerno in difficoltà, il Cus invece riesce a guadagnarsi altri 2 liberi con Julita Bungaite, mentre c'è un fischio arbitrale per segnalare un timeout. Allora, piccola interruzione della partita sul punteggio di 25-11 in favore del Cus a 5 minuti e 23 secondi dal termine del secondo quarto. Bungaite in lunetta per il Cus, primo errore a cronometro fermo, anzi si tratta del secondo errore a cronometro fermo per lei, il punteggio che rimane sul 25-11, Bungaite fa 1 su 2 e allora permette al Cus di allungare ancora di un punticino in questo secondo quarto. Salerno che ha realizzato solamente 4 punti in questo secondo periodo di gioco. Kenny va fuori dall'indirizzo di Demitri che preferisce lavorare con pazienza, ma viene derubata del pallone da Alesiani, corre in contropiede, riesce a recapitare un comodo layup con la mano mancina Federica Alesiani, una delle migliori giocatrici del campionato anche dal punto di vista delle palle recuperate, ne ha dato dimostrazione in questa circostanza Federica Alesiani. Ora più 17, comodo per il Cus che ha messo subito la partita sui binari alle più congeniali, anche se ora Sescute trova in questa tripla anche un po' fortunosa, tiro che era sembrato completamente sballato in un primo istante, palla che tocca il tabellone, poi viene muovuta dal ferro per il 28-14. Ora buona linea di fondo qui per Riccardi che però non trova fortuna con il tiro in reverso, rimbalzo conquistato da Ceccardi. Demitri che poi ha fatto circolare all'indirizzo di Kenny, non trova lo spazio per il tiro, nemmeno per il passaggio, deve tornare fuori dove c'è Demitri, si apre Ceccardi, dall'altra parte arriva per il consegnato Sescute, pallone invece ribaltato dove agisce Zolfanelli, si deve inventare qualcosa, quasi allo scadere di 24, il tiro da 3 punti, ora l'ennesimo per Kenny che ha aggiustato la mira a reazione. Attenzione da parte di Salerno, 2 triple in fila, mini break di 6-0 per le campane, 28-17, si riaffaccia sul -11 la formazione ospite. Il Cus ha bisogno di una risposta per spegnere sul nascere
appunto, scusate, questo tentativo di rimonta da parte di Salerno. Riccardi senza fortuna, continua in allontanamento, poi Bertucci che anche lei con grande agonismo va a caccia del pallone, conteso, e questa è la scelta arbitrale e regola del possesso alternato che premia il CUS. Coach Sciascia ha ancora un cambio da eseguire, esce Riccardi e torna sul parquet Angela Dettori, e questo è l'avvicendamento dunque scelto dall'esperto tecnico cussino, mentre arriva la rimessa dal fondo eseguita all'indirizzo di Bertucci, consegnato per Alesiani, palla in angolo per Niole, poi dentro da Bungaite che lavora usando il fisico, non trova lo spazio per il tiro, fuori per Alesiani dopo lo step back, a segno Federica Alesiani, 31-17 ora il punteggio per il CUS, che dunque ricaccia subito indietro Salerno. Dopo quelle 2 triple in fila aveva preso un pizzico di coraggio la formazione in canotta granata, che ora riesce a ottenere anche la rimessa dal fondo, rimessa di cui si andrà a incaricare Dimitri, che ora riceve il pallone. Le indicazioni lo vedete sullo sfondo di coach Roberto Russo, è pronta Ceccardi a bloccare alle sue spalle, c'è anche la numero 23 Kenny, si smarca Sescute, riceve invece Zolfanelli, poi Kenny nell'accoppiamento con Bertucci, cerca una soluzione dal palleggio, non la trova, poi va da Sescute, ancora Kenny, qui si prende un altro tiro molto lungo allo scadere dei 24, rimbalzo ottimo di posizione da parte di Ceccardi, fischio arbitrale, il fallo è stato commesso da Julita Bungaite, che in questa circostanza si è fatta prendere il tempo a rimbalzo dalla più giovane avversaria Salerno, che potrà usufruire dunque di un'altra rimessa dal fondo di cui si incarica Dimitri con Sescute, che prova ancora a ricevere il pallone sotto canestro, intercetto di Niola. In questa circostanza Niola, che meglio, riesce solamente a deviare il pallone, dunque ci sarà un'altra rimessa, stavolta dal lato, allora sempre in zona offensiva però per Salerno, ora liberata al tiro Zolfanelli, anzi Dimitri, errore per Dimitri, che però in qualche modo riesce a tornare in possesso del pallone. Kenny ancora per la buona partenza dal palleggio di Dimitri, e buona anche la partenza di Sescute, in ritardo Dettori che va per la stoppata, trova però le braccia della giocatrice avversaria, allora fallo evidente della numero 11 in canotta bianca, 2 liberi per Camille Sescute e altra interruzione della partita per un time out chiamato da coach Federico Sciascia. 2 minuti e 37 secondi dall'intervallo lungo su 31-17 CUS Cagliari. Camille Sescute è in lunetta per la Carpedil Salerno, il primo va dentro, 31-18, e questa la situazione di punteggio. Secondo libero, anche questo realizzato da Sescute, allora prova ancora Salerno a rosicchiare qualche punticino dopo questo difficile primo tempo, e ora prova anche la difesa a zona. Coach Russo, la vedete, fronte pari, e questa è la scelta del tecnico campano, mentre attacca il CUS. Ora prende il centro dell'area Bungaite, il pallone in angolo per Niola, è impossibile da ricevere, allora Salerno che cerca nuovamente di trovare coraggio all'interno di questa partita, e ora si affida a Dimitri che porta il pallone in zona d'attacco, presa in consegna da Alesiani, pallone consegnato oltre l'arco per Kenny. Su di lei c'è la guardia attenta da parte di Jennifer Bertucci, ora lo show difensivo ancora di Bertucci, Alesiani che contiene l'iniziativa della sua avversaria Dimitri con un tiro praticamente impossibile dopo una fase di impasse dell'attacco salernitano. Dall'altra parte Niola vorrebbe correre, non trova però lo spazio per il tiro in ritmo. Alesiani da 3, ancora Federica Alesiani con un canestro importante, allora la più bella sorpresa del campionato del CUS, che sta avendo un ruolo determinante anche all'interno di questa partita. 34-19 ora il punteggio, altro fischio arbitrale, stavolta il possesso verrà assegnato dalla Carpedil Salerno. Intanto vedete sullo sfondo campeggia il nuovo logo scelto dal CUS Cagliari per cercare di segnare un po' il distacco con la gestione precedente. CUS Cagliari che ha iniziato un nuovo corso a partire dalle elezioni che si sono tenute lo scorso autunno
in questa fase di transizione dopo la retrocessione dello scorso anno dalla Serie A1 va a caccia di una salvezza che sarebbe un punto di partenza per poi programmare con maggior serenità, a bocce ferme, il futuro ancora in Serie A2. Magari il prossimo anno, qualora arrivasse la salvezza sul campo, ci sarebbe spazio anche per qualche ambizione in più in termini di classifica. Cus Cagliari che ha anche un ottimo settore giovanile da valorizzare, tanto Bungaite segna con il tiro dall'angolo, dicevamo, del settore giovanile del Cus Cagliari, visto protagonista di recente anche sui nostri schermi con la formazione Under 14 allenata da Consuelo Scameroni, che si è aggiudicata il 33esimo trofeo Segni. Attacca ancora il Cus, Bertucci per Alesiani, poi Dettori che guarda per un attimo il canestro, si va poi in angolo per la tripla di Niola, errore, rimbalzo conquistato da Kenny e può ripartire allora l'azione di Salerno in queste battute conclusive del secondo quarto di gioco a Saduchessa, con il Cus saldamente in vantaggio per 36-19 sulla Carpedi. Il Salerno, Zolfanelli lavora sul blocco di Ceccardi, servita poi dopo il pick and roll, non riesce a controllare il pallone dal numero 11 in canotta granate. Allora il Cus che può tornare nella metacampo offensiva con il possesso gestito come sempre da Federica Alesiani, il pallone per Niola, poi Bertucci si fa circolare ancora sul perimetro, dentro in gomito Bungaite, poi Bertucci per Alesiani, circolazione prolungata. Ora il Cus deve però cercare una soluzione, si prende la responsabilità Bungaite a segno con il tiro ancora dall'angolo da 2 punti e il canestro nel 38-19, che dunque manda le squadre al riposo lungo. Dominio incontrastato per le universitarie dopo i primi 20 minuti di gioco. Scusi, è lei la calciatrice che ha fatto gol prima? Che ha vinto il premio? Complimenti. Complimenti. Complimenti, arrivederci. Deve applaudire e urlare chi vuole venire tutta l'estate. Pronto al Palasport di Saduchessa per l'inizio del terzo quarto tra Cus Cagliari e Carpedi. Il Salerno, vantaggio netto per le cagliaritane dopo i primi 20 minuti di gioco sul 38-19. Salerno che prova ad approcciare con energia però questo secondo tempo per cercare appunto di rimettersi in carreggiata, ma palla già persa dalla formazione di coach russo. Alesiani prova a innescare Niola, poi dentro da Bungaite, pallone però letto bene dalla difesa di Salerno che ora prova ad attaccare in transizione, tanto spazio per il tiro da 3 punti sbagliato, rimbalzo però comodo in questa circostanza per Demitri, poi l'iniziativa dal palleggio ancora per Salerno, palla in angolo ancora per Kenny che stavolta prova a prendere la linea di fondo, tentativo in reverso stoppato da Bungaite, poi il pallone che viene in un secondo momento controllato da Elena Riccardi in punta. Proprio Riccardi fa circolare all'indirizzo di Alesiani, fallo in attacco però commesso in questa circostanza dalla compagine cussina, dunque palla persa, nulla di fatto, ancora non si è segnato all'interno di questo terzo quarto, 0-0 il parziale appunto di questa terza frazione di gioco. Ricordiamo che si tratta di gara 1 dei playout salvezza del campionato di Serie A2 femminile, un playout incrociato tra il Cus che si è classificato al terzultimo posto
nel girone A davanti a Mercedes Alghero e Bolzano. Dall'altra parte invece Salerno, che si è classificata ultima nel girone B con soli 6 punti, qui palla persa con Kenny protagonista per Salerno. Dall'altra parte prova a iniziare questa manovra dal palleggio la giocatrice in canotta numero 15 Arianna Meschi poi all'indirizzo di Zolfanelli, un po' in ombra nel corso del primo tempo, lei che è la miglior realizzatrice di Salerno. Riceve ora in angolo Zolfanelli, buona la finta, il tiro sul primo ferro, stavolta Alesiani arriva prima di tutte sul pallone, cerca di lanciare il contropiede, Niola pesca molto bene sotto Dettori, che riesce in qualche modo a realizzare il canestro del 40-19 più 21, massimo vantaggio nella partita per il CUS Cagliari, che ora continua a controllare le sorti del match. Qui chiude bene ancora in zona difensiva Riccardi, Niola lanciata in contropiede, non riesce con la mano destra a realizzare da sotto, poi si lotta sul pallone con Dettori che va a commettere fallo su Giorgia Assentato, giocatrice in canotta numero 14 di Salerno. Si riprenderà con una rimessa da zona difensiva per le giocatrici campane, anzi si è rimessa dal fondo per Salerno, c'è un fischio arbitrale e una sostituzione con Riccardi che esce, fa posto a Jennifer Bertucci. Riprende il gioco, rimessa dal fondo eseguita allora per Salerno, che prova ad attaccare ancora per ricucire questo strappo che ora si è fatto molto importante. Qui Alesiani alle spalle di Meschi, prova a soffiarle il pallone, riesce solamente a sporcare la sfera. Ora Demitri a eseguire la rimessa cercata e trovata la compagna che le consegna poi nuovamente il pallone. Si tratta della numero 14 Assentato, poi il consegnato per l'iniziativa dal palleggio Kenny, la finta, poi ancora arretra la numero 23 in canotta Granata, lascia partire un tiro davvero cortissimo, abbastanza forzata questa conclusione da parte dell'irlandese. Ora Alesiani a cercare Riccardi, si smarca e riceve Niola, poi c'è ancora Federica Alesiani dal palleggio sul blocco portato poi da Bertucci. Parte ora Riccardi, il pallone però perso dal CUS. Dall'altra parte c'è Demitri per Salerno, per un attimo si propone in posta Assentato che però non può ricevere, allora viene ribaltato il lato. Zolfanelli stavolta si va a cercare Assentato che sbaglia però la misura del passaggio, l'indirizzo della compagna, rischia di perdere il pallone. Niola, fischio arbitrale per il fallo subito proprio dall'ex giocatrice dell'Antonianum di quarto, quando siamo quasi alla metà del terzo periodo di gioco, con il CUS Cagliari che avanti sempre largamente sul più 21, 40-19 sulla Carpedil Salerno in questa gara 1 dei play-out, salvezza del campionato di Serie A2 femminile di basket. Alesiani dal palleggio sul blocco portato poi da Niola all'indirizzo di Bertucci, Niola che riceve poi in punta, palla fuori, ancora creata lo spazio per la tripla che Riccardi manda a segno, 43-19. Allora ritoccato ancora il massimo vantaggio in questa partita per il CUS, che con abbondante anticipo allora inizia a mettere le mani su gara 1. Carpedil Salerno finora non pervenuta, a parte un piccolo break con 2 triple in fila all'interno del secondo quarto. Qui un altro pallone facilmente letto da Dettori, scarico sotto per l'errore di Niola, sarebbe stato un altro canestro importante. Poi con la sua solita consueta generosità Niola va a cercare il pallone su Zolfanelli e secondo gli arbitri c'è il fallo, avvicendamento, esce Niola, torna in campo Lai per il CUS Cagliari, rimessa la zona difensiva eseguita da Salerno con Demitri che ora riceve il pallone, chiama lo schema, vediamo qual è l'iniziativa scelta da Salerno, con Riccardi che stavolta stava per andare anche lei a recuperare il pallone, errore, tiro troppo lungo. Alesiani recupera il pallone, poi si lancia in contropiede. Dall'altra parte Dettori, mano sinistra, arresta la sua corsa, attende l'arrivo di Riccardi, partenza in palleggio, presa in consegna da Kenny, tanto spazio per il tiro da 2 punti che lei non può esimersi dal realizzare. 45-19. Ora davvero inizia ad assumere contorni davvero importanti il vantaggio del CUS, come detto 45-19, partita quasi in ghiaccio per le bianche che ora possono
limitarsi ad amministrare il vantaggio, stanno però attente a non rimettere in partita una Salerno che continua dal canto suo a sbagliare anche dopo degli attacchi abbastanza ben costruiti, come è successo nell'ultima circostanza con Zolfanelli. Ora l'iniziativa dal palleggio di Lai, che prova a scaricare l'indirizzo di Bertucci, non controlla Jennifer Bertucci, rimessa dal fondo, che ora sarà appannaggio di Salerno. C'è un cambio, esce Zolfanelli e torna sul parquet Camille Sescute, rimessa dal fondo, eseguita da Demitri all'indirizzo di Meschi, che porta il pallone in zona d'attacco, già oltrepassata la metà campo, va a metterle pur timidamente un po' di pressione Angela Dettori, tiro fronte a canestro, a segno ancora per Demitri, con Salerno che allora trova i primi 2 punti del terzo quarto proprio con Alessia Demitri, una delle poche giocatrici sono segnalate all'attenzione di questo incontro nelle fila di Salerno. Cus con ancora gran padronanza, smarca in angolo Dettori non si sente in ritmo per il tiro da 3 punti, preferisce la partenza in palleggio. C'è il fallo sulla giocatrice ex Cus Cagliari e rimessa dal fondo per le universitarie con Sescute, che ha subito un colpo al volto, è abbastanza dolorante, allora deve tornare in panchina per rifiatare, almeno questa sembra l'indicazione. Così Sescute in panchina, cambio, dovrebbe essere tornata sul parquet se non abbiamo visto male la numero 11 Alice Ceccardi. Rimesso in gioco il pallone per il Cus Cagliari, Alesiani, l'hesitation dal palleggio, il tiro in allontanamento allo scadere dei 24 secondi è vincente, allora 47-21, Cus Cagliari sempre più in controllo di questo incontro al Palasport di Saduchessa. Ceccardi con la finta di consegnato, poi palla sotto per i 2 punti realizzati in questa circostanza da Arianna Meschi su una piccola disattenzione della difesa cussina. Ora dal palleggio c'è Federica Alesiani, è pronta Bertucci per il blocco, ancora l'azione dal palleggio di Bertucci che va a chiamare in causa Lai, ora mano sinistra, fa dentro a tutta velocità Dettori, batte tutte le avversarie, non riesce però nell'appoggio a canestro, poi errore anche per Riccardi con questo tiro da 2 punti, fallo poi speso da Bertucci su Meschi, e questa è l'indicazione arbitrale quando ci stiamo avvicinando ormai alle battute conclusive del terzo periodo di gioco. Demitri ha ceduto il pallone alla compagna Meschi e poi ancora Demitri con la pressione portata da Alesiani, circolazione sul perimetro per Giorgia, assentato, poi tripla frontale presa e sbagliata in questa circostanza da Meschi. Ora il pallone per Federica Alesiani, chiamato lo schema, si fa vedere e riceve Jennifer Bertucci, dall'altra parte si apre invece Lai, ora ancora Alesiani che attende l'arrivo di Riccardi per il pick and pop, palla per Bertucci che non è una specialista dall'arco, sbaglia in questa circostanza Bertucci e dunque si rimane sul 47-23 in favore del Cus. Manca ormai poco al termine del terzo periodo con Kenny che cerca l'ennesima iniziativa dal palleggio, non trova lo spazio per il tiro, buono però il passaggio sotto per Ceccardi che trova l'equilibrio sotto canestro, trova anche la giusta posizione dei piedi e realizza il punto del 47-25. Questa dunque la situazione di punteggio con il Cus Cagliari sempre saldamente in controllo delle operazioni. Lai per Dettori, si prende la tripla Angela Dettori, errore ancora una volta per lei, è il secondo in fila, prova a ripartire Salerno ma la montagna da scalare per le campane davvero impervia. Ceccardi non trova spazio, va fuori nuovamente da Meschi, c'è una deviazione sulla linea di passaggio a opera di Giulia Lai, intanto time out in campo e a chiamarlo è stato coach Roberto Russo, tecnico della Carpedil Salerno. È ripreso il gioco al Palasport di Saduchessa a Cagliari, buono qui il taglio lungo la linea di fondo da parte di Assentato che potrà andare in lunetta con 2 liberi, dunque buona uscita dal time out per Salerno, sempre però
abbondantemente in svantaggio contro il Cus Cagliari in questa gara 1 dei play-out del campionato di Serie A2 femminile di basket. Assentato sbaglia il primo libero, piuttosto sfortunata qui la numero 14 salernitana, che avrà però un'altra chance a cronometro fermo. Assentato che fa 1 su 2 e allora 47-26 e questo il punteggio, mentre riparte l'azione del Cus con lo schema chiamato da Federica Alesiani. Lai che poi fa circolare l'indirizzo di Bertucci, tanto spazio per Lai che però non si prende il tiro da 3 punti. Ora Riccardi ci prova con un buon palleggio, arresto e tiro, azione elegante e anche vincente, anche efficace per Elena Riccardi. 49-26 e questa allora la situazione, mentre attacca Salerno. Ora si fa vedere per la ricezione, assentato, la palla poi fuori ancora per la numero 15 Meschi, il tiro sul primo ferro, rimbalzo poi non controllato dal Cus. Dall'altra parte Kenny sbaglia, però ancora una volta sicuramente non la miglior prestazione della giocatrice irlandese. Fino a questo momento non precisa soprattutto al tiro né dalla lunga distanza né da sotto canestro. Intanto il Cus trova facilmente altri 2 punti, stavolta con Julita Bungaite. 51-26. Ora il punteggio sta per chiudersi questo terzo quarto con Salerno che attacca, il consegnato all'indirizzo di Assentato, controllata da Bertucci, poi oltre l'arco c'è Kenny, l'iniziativa dal palleggio, palla fuori per il tiro da 3 punti, preso e sbagliato però da Demitri in questa circostanza. Attenzione allora a questo attacco da parte del Cus che si affida a Bungaite. Alesiani si fa consegnare il pallone, vuole lavorare con pazienza Bertucci, il pallone poi per Riccardi, ribaltato il lato molto bene, extra pass per Lai, poi si va dentro da Bungaite. Ora rischia di andare un po' fuori giri l'attacco del Cus. Riccardi da 3 prova a risolvere, errore, rimbalzo conquistato da Ceccardi. Vediamo se parte la transizione di Salerno con Meschi che però incespica leggermente sul pallone, vanificando la possibilità di partire appunto in transizione. Errore per Meschi, errore per Ceccardi dopo il rimbalzo. Allora termina qui il terzo quarto di gioco al Palasport di Saduchessa. Davanti c'è sempre saldamente il Cus Cagliari sulla Carpedi Salerno con il punteggio di 51-26. Inizia l'ultimo periodo di gioco al Palasport di Saduchessa e dunque il Cus deve resistere per altri 10 minuti per poi portare a casa questa prima gara della serie playout contro la Carpedil Salerno, serie che potrebbe valere la permanenza nel campionato di Serie A2. Subito un canestro ben costruito dalle universitarie con Alesiani che si prende un morbido arresto e tiro dalla media distanza che vale il 53-26, pratica ormai pressoché archiviata. C'è bisogno, come detto, di stringere i denti ancora per qualche minuto per poi andare a Salerno con la possibilità di chiudere subito i conti per ciò che riguarda appunto questo torneo. Intanto Sescute per Salerno prova a metterci un po' di energia, qui trova una buona iniziativa dal palleggio, va dentro con coraggio, subisce il fallo che le permetterà di andare in lunetta con 2 liberi. Sostituzione esce, assentato per Salerno, mentre Sescute è pronta per il primo dei 2 liberi a sua disposizione. È entrata Ceccardi con il numero 11, la prima conclusione a cronometro fermo è vincente per Sescute, 27-53 che diventa 28-53. Allora Salerno prova a chiudere quantomeno nel migliore dei modi questa partita, a rendere il divario meno profondo possibile, mentre Riccardi con un numero di alta scuola trova subito il canestro che risponde dunque ai liberi realizzati in precedenza da Sescute. 55-28 con il pallone era gestito da Ceccardi, la finta con Kenny che poi ribalta il lato all'indirizzo di Sescute, prende il centro dell'area, scarico ancora per Ceccardi, tiro sbagliato, rimbalzo per Bungaite e Alesiani che ora rallenta un po' le operazioni per il Cus, vuole ragionare, vuole lavorare col
cronometro, non ha interesse ovviamente a forzare, a spendere più di tanto il Kus, che guarda, come detto anche a gara 2, ormai dopo che il risultato sembra pressoché acquisito in questa partita. Qui arriva una palla persa con un fallo in attacco, un blocco irregolare commesso appunto dalle cagliaritane, che ora dovranno tornare in zona difensiva. E allora Salerno che attacca con Meschi dal palleggio, il pallone che poi arriva tra le mani di Ceccardi, si prende il tiro dalla media, sbaglia ancora, una conclusione fotocopia e ancora un errore, ma il Kus colpevolmente concede il rimbalzo offensivo. Kenny con la mano sinistra si prende la responsabilità dall'arco, ancora cortissimo il tiro della giocatrice irlandese Bertucci. Allora vuole ripartire dalle parti di Alesiani, schema pugno chiamato da Federica Alesiani, che va in mezzo alle gambe, il blocco di Riccardi, pick and pop, Riccardi a segno con la tripla. Elena Riccardi ovviamente in una partita di questo tipo, così come Bungait, può assolutamente fare la differenza in termini di esperienza, di classe e di anche energia. Intanto, come detto, raggiunto un rotondo più 30 dal Kus Cagliari, che ha la possibilità di allungare ancora il contropiede con Alesiani, sbaglia, ma c'è Giulia Rai che tiene vivo da sotto, attacca ancora il Kus con Riccardi. Ora un'occhiata dentro, si affida poi ad Alesiani, il crossover di Alesiani, difende bene, si scute però in questa circostanza. Allora è buono anche lo scarico, il tiro di Bungaite realizzato, arriva però oltre il limite dei 24 secondi. Cambio con Niola che torna sul parquet, va a riposare in panchina Alesiani, applaudita dal folto pubblico nel Palacus. Va a darle il 5 anche il suo allenatore Federico Sciascia, mentre riprende il gioco con Salerno che attacca qui con Zolfanelli, poi Ceccardi, dall'altra parte c'è Sescute, prova a farsi vedere per la ricezione Kenny, che però non può ricevere. Allora Meschi per Sescute, fa saltare facilmente Bertucci, arresto e tiro comodo per Sescute, che sta facendo vedere le cose senz'altro più interessanti dalle parti di Salerno nel corso di questo ultimo scorcio di partita, con, come detto, il Kus in pieno controllo sul più 28. Lai ora mette palla per terra, dall'altra parte c'è Niola, si apre Riccardi, blocco di Bungaite che poi rolla dentro contro due avversari, tiene il contatto, segna con il fallo, anzi segna dopo aver commesso infrazione di passi, dunque nulla la conclusione realizzata dalla lituana. Esce Bertucci ed entra sul parquet Dettori. Questo l'avvicendamento scelto da Federico Sciascia quando riprende il gioco con Meschi che porta palla in attacco, disturbata da Lai, si scute, poi l'anticipo ancora molto ben portato da Julita Bungaite, contropiede solitario realizza il canestro del 60-30, ripristinato dunque il più 30 rotondo in favore del Kus, sempre in assoluto controllo di questa partita. Tra l'altro non ha minimamente rallentato la compagine cagliaritana in questo ultimo quarto, con il risultato già abbondantemente acquisito. Il gioco che è ripreso con la rimessa dal fondo già eseguita dalle cagliaritane, che attaccano ora con Rachele Niola, mano destra si fa vedere Bungaite, oltre l'arco c'è invece Dettori dopo il pick and pop ormai classico con Riccardi. Dettori si prende il tiro da 3 punti a segno Angela Dettori, gran partita anche per lei, ancora massimo vantaggio nella partita per il Kus Cagliari sul più 33, 63-30 contro la Carpedil Salerno. Era da 2 punti la conclusione di Dettori, come avete visto sul tabellone della partita. Allora 62-30 il punteggio, ora in favore della formazione cagliaritana, che comunque anche senza questo punticino ormai saldamente proiettata verso gara 2, dopo che la pratica di gara 1 è stata già archiviata. Altro fischio arbitrale, esce Riccardi. Allora c'è il primo ingresso in partita per Giulia Vanin con la canotta numero 9, l'abbiamo vista pochissimo nel corso di questa stagione, frenata anche da tanti problemi fisici. Vanin intanto libero realizzato da parte di Meschi, ancora una chance, il secondo è sbagliato, a rimbalzo lavora meglio di tutte Sescute, che riesce poi
a invitare all'azione Meschi. Buona la sua penetrazione con la mano mancina, 62-33, prova ad accorciare ora Salerno quantomeno per l'orgoglio, mentre al CUS, come già detto in diverse circostanze, non rimane altro che amministrare senza rischiare nulla e senza rischiare nemmeno infortuni questo finale di partita. Errore per Niola, che poi si getta come suo solito sul pallone. Maidoma, poi arriva il recupero di palla da parte del CUS dopo la palla contesa chiamata dagli arbitri. In questa circostanza era stata Lai a gettarsi sulla sfera e dunque, anzi, situazione invertita rispetto a quanto detto in precedenza, rimessa da zona difensiva per Salerno. Allora Zolfanelli prova a smarcarsi, riceve ora il pallone e il CUS che alza ora anche un po' di pressione fin dalla metà campo difensiva di Salerno. Qui il tiro sbagliato, anzi realizzato da Meschi, che sembrava aver perso per un attimo l'equilibrio. È stata brava poi recuperarlo e ad andare a segno con la mano destra con il punto del 62-35. Niola per Lai sul blocco di Vanin, poi la palla per Angela Dettori che si butta dentro con coraggio, prende il centro dell'area, manda per aria il tiro del 64-35. Dall'altra parte manovre allora a Salerno. Questo finale di partita che ormai ben poco da dire. Buono il taglio lungo la linea di fondo da parte di Zolfanelli, che non trova però lo spazio, è buono anche il recupero da parte di Niola. Mano sinistra intanto per Meschi che va dentro, si prende ancora il fallo di Dettori che non è d'accordo con la chiamata arbitrale. Secondo però le due giacchette grigie, è andata a toccare il braccio della giocatrice avversaria al momento del tiro. Cambio per ancora coach Sciascia, esce Lai ed entra la giovanissima Federica Madeddu, uno dei gioiellini del settore giovanile del CUS Cagliari, che dunque avrà spazio in questo finale di partita. Primo libero realizzato da parte di Meschi, punto numero 36 della gara della Carpedil. Salerno ancora Meschi in lunetta, fa 2 su 2, 64-37, questo il punteggio al Palasport di Saduchessa con Niola. Mano destra Niola prova a sfuggire alla guardia di Meschi che è in ritardo, va anche lei a spendere il fallo. Mancano ormai pochi minuti al termine di questo incontro, con Niola che rischia qualcosa dal palleggio, finisce per terra, in qualche modo riesce comunque a servire Bungaite, poi Madeddu che aveva trovato una linea di passaggio interessante all'indirizzo di Niola. Pallone sporcato da una giocatrice di Salerno, l'ultima a toccare però è stata proprio Rachele Niola. Allora palla persa dal CUS che ora deve tornare in zona difensiva. Dal palleggio c'è con il numero 7 Demitri per Salerno, la circolazione oltre l'arco ora con Zolfanelli, pallone ora per Meschi che perde però la sfera e allora contropiede 3 contro 2, si fa vedere Madeddu che riceve dopo il taglio, poi scaraventa il pallone con una sorta di ribaltamento sul fronte opposto. Rachele Niola non può tenere in campo la sfera e allora rimessa da zona difensiva per Salerno. Si cerca anche ovviamente far realizzare un canestro a Federica Madeddu, canestro che sarebbe il suo primo nel campionato di Serie A2. Intanto ora Zolfanelli, palleggio, arresto, tiro, errore, poi canestro, correzione al rimbalzo da parte di Ceccardi, punto numero 39 della partita della Carpedil contro i 64 che sono stati invece realizzati dal CUS. Qui buono lo spunto di Niola che dunque sblocca il CUS dopo questa mini impasse in zona d'attacco. 66 scusate a 39 ora la situazione di punteggio al Palasport di Saduchessa con Sescute che serve oltre l'arco. Zolfanelli, errore ancora dalla lunga distanza con poi Niola che riesce a controllare il rimbalzo con la collaborazione di Bungaite. Niola ancora va dalle parti di Madeddu, buono lo scarico per Bungaite, 2 facili ancora per Julita Bungaite e primo assist della partita per Madeddu che dunque va a guadagnarsi gli applausi del pubblico del Palacus. Zolfanelli dal palleggio contro la guardia di Niola, si fa vedere dall'altra parte
Demitri, poi tripla per Meschi che non ci pensa due volte, del resto Salerno ormai ha ben poco da perdere, tripla che va a segno, punto numero 42 allora per le campane. Bungaite a cercare Dettori, il taglio ancora di Madeddu, si va a vedere anche Vanin che ora sale a bloccare per Niola. Bungaite va a dare un'occhiata ancora a Vanin, non c'è spazio per il passaggio, allora la responsabilità dall'arco se la prende Niola che però sbaglia il rimbalzo poi di Zolfanelli con Madeddu che a detta della coppia arbitrale esagera con la pressione, va a spendere dunque il fallo. Ultimissime battute di questo incontro con ancora un altro cambio nelle fila del CUS con Bungaite che va a riposare in vista di gara 2, al suo posto c'è nuovamente Jennifer Bertucci, mentre è stato speso il bonus da parte del CUS e allora ci sono liberi per Marzia Zolfanelli, giocatrice molto giovane, classe 1998, un play che abbiamo detto la miglior realizzatrice della Carpedil con 11 punti di media, qui fa 2 su 2, 44 a 68. Ora il punteggio al Palasport di Saduchessa con Bertucci che va a servire ancora Madeddu, Niola, sale Vanin per bloccare, Niola con la mano destra trova un favorevolissimo corridoio di penetrazione, tutto fin troppo facile per Niola, a segno con il canestro del 70 a 44 in favore del CUS Cagliari. Ora la finta e il tiro preso da Assentato, errore per Giorgia Assentato, fuga in contropiede per Madeddu, spinta alle spalle, fallo per Alessia Demitri e questa è la decisione arbitrale, fallo abbastanza evidente con Madeddu che si apprestava in posizione assolutamente favorevole a depositare il canestro del 72 a 44, fermata con le falle, allora questi 2 punti dovrà andare a guadagnarseli dalla lunetta. Federica Madeddu a caccia dei suoi primi punti in Serie A2 segna allora il suo primo canestro nella seconda divisione del basket nazionale. Federica Madeddu, prodotto del vivaio del CUS Cagliari, fa 2 su 2 dalla lunetta, allora soddisfazione ulteriore in questa giornata per il CUS che si accinge a guadagnare il primo atto di questa serie playout contro la Carpedil Salerno, situazione di 72 a 44 ora con Salerno che prova a prendersi un altro tiro, quel blocco di Assentato per Meschi, ancora Assentato che riceve in post, stoppata facilmente da Vanin, ora corre il CUS dall'altra parte con Alesiani, anzi si trattava di Niola che però perde il controllo del pallone commettendo infrazione di passi. 72 a 44 ancora il punteggio, Salerno che prova a chiudere questo incontro con un'altra azione d'attacco, ora Sescute prova a lavorare contro Bertucci, il tiro in allontanamento, ancora una stoppata, poi Zolfanelli in qualche modo prova a correggere, a rimbalzo pasticcia leggermente Madeddu che concede una rimessa dal fondo a Salerno, errore innocuo questo con Salerno che dunque pensa già a lavorare per gara 2, qui centro dell'area per Meschi, poi il tiro preso e mandato a segno da Demitri, tiro dalla media distanza, 72 a 46, ora Niola al piccolo trotto, vediamo se il CUS vuole ancora prendersi un tiro all'interno di questa partita. Niola va fuori da Madeddu, poi c'è Dettori, sicuramente è una buona indicazione in questa per coach Federico Sciascia che non ha a disposizione una rotazione lunghissima, ha avuto modo di far giocare anche le giovanissime, di far rifiatare invece quelle che sono le sue giocatrici chiave. Allora finisce così questa gara 1 con il CUS Cagliari che batte la Carpedil Salerno con il punteggio finale di 72 a 46, miglior realizzatrice dell'incontro Bungaite con 24 punti a referto. Abbiamo 2 belle casette per lui, una sta in via Genova, l'altra sta in via Campagna, sono 2 soluzioni indipendenti.
Buona giornata. No, non affidarti al tuo istinto, ma entra in Tecnorete. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.